Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto. Vi ricordo siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, avete visto già dal titolo. Ospite abbiamo il vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni, candidato per diventare presidente della regione Veneto, ecco il motivo per cui abbiamo messo Lorenzoni contro VS Zaia, che è l'attuale governatore. E parlavamo prima della pubblicità della sanità. Allora ho chiesto a lei come farebbe, visto che non funziona, o perlomeno una parte, come l'ha spiegata lei, non funziona bene la sanità veneta, cosa farebbe? Ma ci sono due cose. Una è rafforzare la medicina del territorio, che è alla fine l'interfaccia della grande maggioranza di noi cittadini veneti nella quotidianità. Dobbiamo tornare ad avere una presenza sul territorio che sia efficace, che sia vicina alle persone, avere delle strutture adeguate per il bisogno. Abbiamo una popolazione che ha una curva di invecchiamento che è veramente molto rapida nel portarci tutta una serie di situazioni di fragilità e di patologie che in questo momento non siamo pronti a gestire da qui ad alcuni anni. E poi dobbiamo avere degli indicatori che diano degli stimoli sani alle imprese sanitarie, perché diano un servizio che è quello che serve. Non il fatto che, adesso insomma, non voglio entrare nelle tecnicalità, ma ha raggiunto un certo numero di prestazioni, non le fanno più perché con l'indicatore non rientrano, per cui uno è costretto ad andare nel privato e cose di questo genere, cose che ciascuno di noi ha sperimentato quando va a fare gli esami o va a fare qualche visita specialistica. Ecco, dobbiamo dare degli stimoli corretti. Sì, in maniera pratica, allora, su questo voglio dire, aumenterebbe il personale, aumenterebbe i medici, i paramedici, cioè cosa farebbe? Qui bisogna andare a studiare il bilancio e sicuramente la prima cosa cercherei di avere delle condizioni di lavoro tali per cui non scappino tutti i medici. Guardi, io della mia generazione, della mia fascia di età, diciamo così dai 45 ai 55 anni, quanti sono i medici che hanno lasciato il sistema sanitario nazionale per andare nel privato, impoverendo? Per un problema economico, cioè vanno via il 99% vanno ma via. Ma uno non va via volentieri, sa, guardi, ho capito, però la retribuzione di un medico, di un primario è davvero risicata nei confronti di quello che fa, e quindi la maggior parte vanno via per questo, insomma non c'è ombra di dubbio su questo. Allora però stiamo impoverendo il nostro sistema. Quindi lei deve aumentare lo stipendio a tutti. Ma può anche essere quello se ce n'è la capacità, ma creare delle condizioni di lavoro che siano più adeguate per un lavoro che è difficile e che è impegnativo. Ma sicuramente dobbiamo potenziare l'organico, perché questo è evidente che in questo momento non siamo pronti a far fronte. Bene, infatti proprio oggi, guardi, per l'emergenza coronavirus Zaia ha fatto assumere 200 rotti dipendenti proprio questa mattina, quindi sì, ma senta cioè stiamo reagendo ad una situazione, è questo che voglio rimproverare al governo della regione, di aver inseguito i problemi, così come nelle emergenze ambientali. Inseguiamo i problemi quando non facciamo tutte quelle infrastrutture di cui abbiamo bisogno per la gestione del territorio, ma vanno fatte con grande anticipo per potersi trovare a non dover reagire a situazioni di pericolo, a situazioni di emergenza. No, tutto giusto. Ci manca questo. No, ma anche l'ambiente, anche come diceva il trasporto, che credo sia una delle belle cose che ha accennato prima col biglietto unico, ma oltre a questo anche il trasporto che unisca tutte le città. Io sognavo sempre una metropolitana che partiva da Padova, andava fino all'aeroporto di Venezia, e insomma nessuno è stato lungimirante nel poter costruire una cosa che era talmente banale, in tutte le altre parti del mondo era banale, qui diventa problematico. Ma qui in Italia per fare questo ci vogliono soldi, quindi poi quando uno fa una campagna elettorale parla, però poi tra il dire e il fare c'è di mezzo sempre quel benedetto mare. No, però guardi, non credo sia solo un problema di soldi, nel senso che una regione come il Veneto per fortuna ha un'economia che può sostenere degli investimenti, si tratta di avere le idee chiare e lucide per far collaborare se guardi che la Pedemontana sono 32 anni, 30 anni che l'hanno iniziata, deve essere ancora terminata. L'ospedale di Padova, che è il compito della sanità, lei ne conosce bene le vicissitudini, dopo 20 anni hanno firmato le prime carte pochi mesi fa, un anno fa più o meno, il sindaco Giordani, cioè
quindi c'è una problematica che è proprio collegata... Mi ha citato l'esempio giusto. L'impulso che ha dato il sindaco Giordani e la nostra giunta nel risolvere quella questione, che era effettivamente da 25-30 anni di cui se ne parlava, mostra che le cose si possono smuovere anche in tempi rapidi. Tempi rapidi lo vedremo. Beh, voglio dire, adesso sono sicuro che in aprile si andrà alla firma del passaggio successivo dell'accordo e i tecnici stanno lavorando in maniera... Poi ci vorranno 10-12 anni, sempre che non ci siano qualche reperto archeologico che non ti permetta di poterlo fare. No, va a finire che io muoio senza vedere l'ospedale nuovo. Ma io sono sicuro che lei vedrà l'ospedale nuovo. E che... No, me lo auguro anch'io, però voglio dire, delle volte qui in Italia la burocrazia, tutto quello che ne concerta e ovviamente il fatto per poter fare le cose rapidamente è un lavoro che... Però il primo requisito è avere idee chiare su cosa si deve fare. Lei è d'accordo con l'autonomia? Assolutamente sì, il tema dell'autonomia è un altro dei temi centrali, inteso però in termini di revisione per l'efficienza dell'amministrazione. Oggi abbiamo Cosa vorrebbe dire, mi scusi? Voglio dire, dare maggiore autonomia agli enti locali, che non vuol dire un centralismo regionale sostituito a un centralismo nazionale, vuol dire riformare l'organizzazione dello Stato dando un maggiore coordinamento tra gli enti locali e gli enti sovraordinati, regione. Però la differenza è, per esempio, che Zaia dice, ok, cioè lo Stato in parole povere dice, ok, io ti do l'autonomia, però non te la do, e te la do anzi su 22 dei 24 punti, non ricordo esattamente quanti sono, i due che non te li do sono la sanità e la scuola. E Zaia dice no, sono i due più importanti perché poi quelli che fanno crescere una popolazione la fanno rimanere sana, quindi lo Stato dice ti do l'autonomia, però non te la do per quanto riguarda la sanità e la scuola. Lei sarebbe d'accordo se diventa Presidente della Regione Veneto e le dicono, senta Lorenzoni, le do autonomia tranne in queste due materie. Lei cosa direbbe? L'autonomia in alcuni ambiti, penso alle reti energetiche, penso alle reti stradali, non la vorrei proprio. Ma che senso ha chiedere l'autonomia? Le faccio l'esempio della rete elettrica che conosco molto bene. Stiamo cercando di integrare la rete su scala sovranazionale a livello europeo e noi vorremmo avere l'autonomia di gestione della rete. Io le parlo questo per dirle l'incongruenza delle richieste io le chiedo sulla scuola e sulla sanità. Lo Stato le dice, io le do l'autonomia, caro è diventato governatore del Veneto, le dice io le do l'autonomia su 22 dei 24 punti, non gliela do per quanto riguarda la scuola e la sanità. Lei cosa risponde? Io sulla scuola ho dei dubbi. Ho dei forti dubbi, sulla sanità ci sto, però va messo in relazione alle entrate. Sull'autonomia della sanità abbiamo già un buon livello di autonomia nelle scelte con l'organizzazione a livello regionale, per cui... non interessa averla totale? Averla totale bisogna stare molto attenti, ma devo capire che tipo di autonomia ho da livello impositivo, cioè nelle entrate, non solo nelle uscite. Perché questo deve stare di pari passo. No, è chiaro, le danno per me l'autonomia nella scuola non è una priorità, perché non ritengo che ci sia un condizionamento nelle scelte e ci sia invece un forte vantaggio. Mancano tra medici e professori qui nel Veneto, ne mancano a migliaia, anche di professori, lei conosce benissimo la problematica, cioè e se non arrivano i soldi e lo Stato non te li dà per poterli assumere, non vengono assunti. Se invece l'autonomia ce l'ha lei in regione e il pacchetto è sempre lo stesso, però i soldi li gestisce lei, perché ricordiamo che l'autonomia non vuol dire che danno più soldi, danno gli stessi soldi, con la diversità che li gestisce la regione. Certo. E lei li può gestire e li può anche mettere dove vuole, insomma, quei soldi lì, e quindi magari avrebbe un maggiore impiego, dico io. Ma non ritengo che questo, voglio dire, se la disponibilità di risorse è quella, per me è importante usarle bene, non usarle da soli, e usarle bene dappertutto. Questo credo sia un processo di riforma in termini di autonomia che dà
È brutto, di più a tutti. È brutto che la interrompa, le chiedo anche scusa, però nel vedere quello che viene, l'opera che viene fatta nella nazione, non è che vengono usati molto bene, vengono usati un attimino in maniera dispersiva per non dire altro, insomma, voglio dire. No, è questo è indubbio, ma autonomia vuol dire dare responsabilità a ciascuno delle spese che fa, e questo io credo che sia una cosa perché è importante, auspicabile. quindi se lei diventa Presidente della Regione e le danno l'autonomia, le dice, e lo Stato le dice no, te la do, però questi due, sanità e scuola, non te la do, a lei va bene ugualmente, insomma, in parole povere. No, io voglio una trattativa su tutti i fronti, cioè non è che sì, no, la scuola, No, cioè, non le posso dire di sì sulla scuola, di no sulla scuola, le dico per me non è una priorità la scuola nella misura in cui ritengo che ci siano più vantaggi da un sistema su scala nazionale, lo dico, ma anche sull'università, voglio dire, l'idea di avere un sistema universitario regionale non credo che vada nella direzione della qualità. Mettere invece a sistema su una scala ampia, stiamo facendo uno sforzo enorme di ampliare la scala su cui avere la collaborazione e avere la condivisione dei progetti a livello europeo. Andarci a chiudere non credo sia una risposta, ma questo vale nella scuola, ma vale in tutti gli ambiti, nell'economia, nella società in generale. Cioè quest'idea che chiuderci ci aiuti, ci renda più forti, è in sé un concetto sbagliato. Ma ci sono secoli di lavoro per comprendere che l'integrazione, l'allargamento dei confini, l'abbattimento delle barriere crea ricchezza e crea prosperità. Io di questo sono profondamente convinto, nel rispetto di ciascuno, della libertà, nel rispetto dell'autonomia intesa come responsabilità di fronte alle scelte, ma non creando delle barriere. Questo ci impoverisce. E questo è un concetto centrale proprio nella diversità di visione tra la Lega, in questo caso nel Veneto, e un mondo democratico che è profondamente convinto che dobbiamo lavorare sull'integrazione e non sulla separazione. E questo è quello che io voglio portare avanti, un'autonomia all'interno di un processo di aggregazione. È fondamentale questo. Certo, senti, allora della sanità e della scuola abbiamo parlato, poi che altre visioni ha per quanto riguarda la nostra regione? No, come le dicevo, per me ci sono delle tematiche su cui siamo estremamente deboli e stiamo pagando lo scotto di non scelte degli ultimi anni. Le ho parlato dell'ambiente, ma mi faccia parlare dell'innovazione. Le politiche per l'innovazione di questa regione quali sono? In un'economia che si sta trasformando profondamente, perché la digitalizzazione dei processi produttivi, la trasformazione proprio della produzione dei beni. E dov'è la regia di un ente sovraordinato? Abbiamo dei distretti che sono fantastici dal punto di vista della capacità delle imprese, ma chi li aiuta? Chi li aiuta? Nessuno. Non è mai stata fatta una politica di sistema. Io credo che su questo invece la capacità di aggregazione della regione sia fondamentale per spingere la nostra economia. Non possiamo lasciare che le imprese si arrangino, dobbiamo investire fortemente nel rinnovamento. Guardi, ho un punto di vista che è quello dei giovani ingegneri che si laureano e che vanno via, li perdiamo tutti. Non abbiamo la capacità di essere attrattivi per la parte più frizzante della nostra economia. Su questo dobbiamo fare squadra, dobbiamo mettere risorse e avere la pazienza che queste risorse... Oggi diventano ingegneri, apro una parentesi che non c'entra, mi scusi se interrompo, quelli con la laurea triennale trovo abbastanza riduttivo, insomma, che uno diventi ingegnere con la laurea triennale. Ma questo è un altro tema, ma sì, è un altro tema, siccome hai detto l'ingegnere mi è venuto... io le parlo degli ingegneri magistrali. C'è un professore universitario che è anche un amico che mi dice sempre oggi crollano i ponti, con i nuovi ingegneri fra 10 anni crolleranno i poggioli. È una battuta che gliel'ho rubato, ho detto te la rubo perché è molto bella, però è un significato che la laurea triennale per quanto riguarda l'ingegneria credo sia davvero, e poi mi fermo qui, è davvero assurdo, insomma. Degli ingegneri che studiano nella triennale a Padova, quelli che si fermano al triennio, credo che siano pochi punti percentuali rispetto a quanti arrivano. Sì, ma siamo usciti quindi fuori tema. Tranquilli che quelli certo. che non faranno nemmeno i poggioli probabilmente andranno. Sì, sono uscito fuori tema perché mi è venuto in mente per fare una battuta. Ma invece
quel 90 e rotti per cento che conclude il percorso di formazione nelle nostre università, secondo me sono le persone più preparate. E quindi lei, per quanto riguarda l'attività produttiva del Veneto, cosa farebbe? Meno tasse, meno... cosa farebbe? Perché poi alla fine, in maniera semplice e pratica, magari questo coronavirus potrà anche aiutare l'economia che venga ripresa nel nostro territorio. Sto dicendo una stupidaggine, lo però... spero, al momento vedo gli aspetti negativi, mi auguro che siano anche degli aspetti positivi. Anch'io magari li vedo negativi, però mi viene in mente magari molti che sono all'estero adesso ritorneranno in Italia per produrre in Italia, così mi è venuta magari una stupidaggine, la prenda come tale, però mi è venuto che questo pensiero, come fa a riprendere l'economia in Veneto? Ma come le dicevo, dobbiamo smettere di lavorare uno contro gli altri. Pensi al sistema portuale e interportuale del Veneto, Porto di Venezia, Interporto di Padova, Interporto di Verona. Che livello di collaborazione c'è? Ciascuno nel suo è molto forte, ma non c'è una rete. Perché storicamente non abbiamo mai investito sul creare delle condizioni di aggregazione, di condivisione dei progetti e della capacità di fare sistema. Questa è una debolezza storica del Veneto che però va superata, perché mentre in passato la concorrenza era tra Venezia e Padova, tra Padova e Verona e così via, oggi la concorrenza è talmente forte che se non facciamo sistema deve fare delle città metropolitane, cioè voglio dire. Ma questo è uno dei temi. Dobbiamo trattenere i nostri ragazzi, dobbiamo creare delle premialità reali, concrete per coloro che collaborano. Che non è facile, ma non è neanche impossibile. No, nulla è impossibile, però non è facile. Ma io credo che sia molto più facile di quello che pensiamo. Nel suo ragionamento, che è da concordare, lei prende un esempio, faccio un paragone abbastanza banale, ogni città nel Veneto ha una propria fiera, oggi le fiere sono tutte in perdita, il Veneto dovrebbe avere una fiera unica, ma tu va a togliere le fiere dalle altre città e era per fare un esempio, non so se sono stato chiaro. L'esempio è calzante e la ringrazio di farlo. Perché se non riusciamo a far collaborare le fiere del Veneto, siamo destinati veramente a sparire. Sì, ma non è facile, vuol dire, collegarli. No, non è facile, però è ora di smetterla, che uno fa una fiera e l'altra città del Veneto ne fa una praticamente fotocopia a pochi mesi di distanza. Dobbiamo sederci e programmare insieme, questo non è impossibile. A livello della città di Padova ho visto che nel momento in cui siamo riusciti a creare un ambiente di collaborazione, di confronto tra le diverse realtà economiche, le condizioni sono cambiate in maniera drastica. Perché comprende che c'è un vantaggio. E le faccio la domanda allora più cattiva ancora. Lei ha questa intenzione di riprendere l'attività produttiva nel Veneto quando oggi a livello di commercio nella sua città dove vive chiudono 10.000 negozi, e dico, se non riusciamo a aprire non è colpa ovviamente dell'amministrazione, perché è la globalità di quello che sta accadendo nel mondo che in tutte le città fa arrivare le chiusure dei vari negozi. Come fa a riaprire tutto il resto? No. Se non madre natura come il coronavirus, sto cercando un po' di capire il modo e le intenzioni che ha nel fare... La crisi del commercio è un dato di fatto non in Veneto, non nelle singole città, in tutto il mondo. Tutto il mondo. È chiaro che non torneremo più ad una struttura commerciale, quella a cui eravamo abituati fino a 10 anni fa. Si sta trasformando, ma dobbiamo essere pronti per le nuove attività economiche, che sono diversissime, ma dobbiamo portarle qui in maniera forte. Un'organizzazione della logistica seria, ciascuno di noi compra da casa, è inutile che ce lo nascondiamo. Questo ha portato ad una crescita esponenziale dell'attività della logistica, ma i grandi magazzini logistici devono stare nel Veneto, secondo me, non devono stare in Lombardia, non devono stare in Emilia-Romagna, sistemi che ci sono, diciamo così, vicini, ma io mi auguro che sempre più il Veneto resti centrale. Allora la politica del Porto di Venezia, la politica ferroviaria con la collaborazione tra gli interporti, centri logistici come quello che sta nascendo a San Bellino in provincia di Rovigo, 900 posti di lavoro a tempo indeterminato. Cioè dobbiamo diventare... Capirà, di fronte prima ce n'erano migliaia che avevano il commercio, 900 sono una bazzella. San Bellino ha 1500 abitanti, 900 sì, posti di lavoro. Lì, però quanti posti di lavoro? Perché poi in quello dove dice lei è di Amazon, si fa riferimento ad quello Amazon. È Amazon. Ma quello Amazon, io ho visto i filmati, sono addirittura dall'Italia del Sud che vengono a lavorare, non sono mica tutti del paese. Vabbè, voglio dire, no, va bene, non sono mica è meglio che vengano in Veneto piuttosto che i nostri vadano a lavorare. Però voglio dire, è riduttivo, il concetto è, Lorenzoni, che se vengono 900
900 persone a lavorare in un'azienda come Amazon in questo caso, per fare tutto quei non so quanti mila metri quadrati di capannone ci sono, hanno tolto dei lavori a migliaia e migliaia e migliaia di altri negozi. Ma questo non riusciamo a fronteggiarlo, purtroppo. Ma noi dobbiamo fronteggiare la nuova economia deve essere nel Veneto. Acquista 900 posti lì, però ne perde migliaia da un'altra parte. Ma quelli li abbiamo già persi, ahimè. Dobbiamo fare in modo che i nuovi siano il più possibile nel Veneto. E allora c'è la logistica, ma c'è anche tutto un artigianato di qualità che è fortemente radicato nel nostro territorio, che va sostenuto. Ma pensi alle scarpe qui a pochi metri da noi? Ci sono le scarpe più preziose del mondo che vengono fatte. Dobbiamo curarci queste perle che abbiamo e farle conoscere anche. Fare un prodotto doc, insomma. Ma io guardi, le faccio un esempio perché mi ha sempre accompagnato fonti rinnovabili di energia, che è il settore da cui... Però sta vedendo come Trump dice le cose nostre le vendiamo, ci vuole per vendere agli altri, facciamo come ha fatto il presidente americano che vuole mettere... No, dazi non ne voglio mettere da nessuna parte, insomma, no. Io voglio creare delle occasioni di sviluppo, non delle barriere. Le barriere creano povertà, assolutamente. Però torno sul mio esempio del settore delle fonti rinnovabili di energia, che è uno dei settori in crescita a livello mondiale. Io sono rimasto molto colpito da vedere quello che fanno. Perché creano povertà le barriere? Perché ogni barriera... E secondo lei gli inglesi diventeranno più poveri? Quindi... ma certamente, diventeranno più poveri, sì, perché ogni barriera crea da una parte una maggiore povertà rispetto all'altra. Allora, se ci sta a cuore il benessere di tutti, da una delle due parti ci sarà qualcuno che sta peggio. Ma questo l'hanno insegnato gli economisti classici ancora 2 secoli fa. Certo, mi domando allora come mai l'Inghilterra lo fa. Ma la scelta dell'Inghilterra non è un caso, è una scelta di chiusura, una scelta di paura. Come dicevo, la paura porta a chiudersi. Ma nel lungo termine l'Inghilterra, a meno che non riescano a creare un mercato talmente grande con i loro, diciamo così, sodali americani, da riuscirsi a creare. Ma è chiaro che isolarsi porta nel medio-lungo periodo ad un impoverimento. Ma di questo ne abbiamo sempre avuto prova nella storia e questo è il processo difficile che ha fatto l'Europa negli ultimi 20 anni, di più, diciamo così, un po' tutto il dopoguerra, di creare una realtà sempre più ampia, creando ricchezza per i cittadini europei. Certo, quindi ritornando a noi facciamo i punti, c'è da rivedere la sanità in Veneto, la scuola ha detto che lei tutto sommato a livello nazionale le soddisfa come si stanno comportando, mi sembra di capire. Una scuola credo in Veneto di eccellenza assoluta, insomma. Delle innovazioni che ringiovaniscono il nostro territorio, mi sembra di aver capito, giusto? No, sono alcuni dei temi che certo. stanno a cuore, ma sulla tematica ambientale per esempio, voglio dire... Adesso... Dopo la pubblicità me lo dicevo, dopo la pubblicità, tra poco.